5,5 km di asfalto che vanno a collegare le due provinciali, Schiavonia e Jesolana, bypassando il centro di Casale sul Sile, attesa da anni dalle imprese della zona, aperta al traffico da una decina di giorni, a lungo contestata dal locale comitato cittadino che aveva raccolto oltre 1000 firme, è stata ora inaugurata la nuova bretella che rientra tra le opere complementari al passante di Mestre. Le opere complementari servono per far sì che il passante di Mestre sia utile anche al territorio, quindi per trovare tutte quelle vie che adducono al passante di Mestre, scaricando i nostri centri, in questo caso Casale, in altri casi Quarto d'Altino e via di questo passo, dal traffico di attraversamento. La bretella di Casale, costata 9,5 milioni di euro, è la prima opera complementare al passante di Mestre realizzata in territorio trevigiano. Teniamo conto che stiamo realizzando in questo momento, proprio qui in fondo su quest'opera, la rotatoria che sarà di innesto del Terraglio Est, che andremo a appaltare con l'inizio del 2014. Partirà infatti il prossimo anno il bando per la realizzazione del primo lotto sino alla zona industriale di Dosson del Terraglio Est, altra opera viaria che ha diviso profondamente il territorio tra imprenditori che la chiedono a gran voce da anni e comitati preoccupati dell'impatto che avrà sui comuni attraversati. Restano ancora in sospeso la tangenziale di Zero Branco, le bretelle di San Bugè e Mogliano. Un quadro che vede, seppur con gravi ritardi, però l'avvio il completamento di queste opere complementari importanti per il territorio, ma soprattutto in questo momento determinanti per le nostre aziende dell'edilizia che hanno una crisi terribile.